Benvenuti ad Equinews. Questa edizione si apre con il racconto del trekking del Bosco d'Areme, la 3 giorni organizzata dal Dipartimento Equitazione di Campania alla scoperta della foresta del Cansiglio. Itinerari bellissimi, competenza dei tecnici e un gruppo affiatato, gli ingredienti dell'ottima riuscita dell'iniziativa. Vediamola. Il rumore degli zoccoli risuona nel bosco, rendendo questo luogo, magico in tutte le stagioni, ancor più carico di fascino. Un lungo weekend a cavallo nella natura incontaminata della Foresta del Cansiglio, l'altopiano tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone. 3 giorni tra strade sterrate, faggi secolari, pascoli e antichi villaggi della terra dei cimbri. Il trekking di fine agosto è stato curato dai tecnici federali Luigi e Flavio Conforti e condotto da Franco Pellizza, Patrizia Bolzan e Jessica Brazzo, che hanno accompagnato 14 cavalieri tesserati FISE alla scoperta di questo territorio, che con i suoi 7.000 ettari rappresenta la seconda foresta italiana per estensione. Un itinerario bellissimo fatto di panorami mozzafiato, immersi nel silenzio e nella tranquillità del bosco, che regala non solo un intimo contatto con la natura, ma parla anche della sua storia. Il Bosco d'Areme così è chiamato perché ai tempi della Serenissima i faggi del Cansiglio venivano impiegati nella produzione di remi. Nel 1548 venne sancito che la foresta diventasse il Gran Bosco d'Areme di San Marco, riservandola per la produzione di pagaie per le galee e di legname per l'arsenale. Il Comitato regionale Veneto, Dipartimento Equitazione di Campania, grazie alla competenza dei suoi tecnici, ha arricchito la bellissima escursione con un programma dettagliato e intenso per conoscere la natura, rispettandola e tutelandola. Un viaggio fantastico tra poesia e leggenda insieme ai nostri splendidi cavalli. Parliamo ora dei campionati europei senior di salto ostacoli che si sono svolti a settembre. Fabio Brotto, atleta di grande esperienza, è il terzo cavaliere veneto ad aver partecipato nella storia della competizione. La particolarità sta tutta in Vanità, la cavalla con cui ha gareggiato. Sentiamo perché. Fabio Brotto, Vanità Daruan. Se per un cavaliere è motivo di grande orgoglio rappresentare l'Italia in una competizione internazionale, farlo in sella ad un cavallo nato e cresciuto nel proprio allevamento è un'esperienza senza eguali. È la storia di Fabio Brotto, cavaliere veneto che a settembre ha debuttato in Germania ai campionati europei senior di salto ad ostacoli, con Vanità, una splendida cavalla nata, allevata e addestrata in casa nell'allevamento di Famiglia Leroane a Rosato. È stata un'esperienza forte perché avere allevato un cavallo con mio padre in casa, poi averlo montato da quando lei aveva 6 anni, adesso ne ha 13, e riuscire a partecipare a un campionato europeo è stata un'emozione molto forte. È stata per me un'esperienza importante perché piena di emozioni e comunque è stata quasi una culminazione di un percorso di anni di lavoro che ha portato quest'anno ad avere l'accesso agli europei e poi a poter saltare a Aachen e anche la finale a Barcellona. Un errore agli ostacoli e 2 penalità per un fuoritempo nella gara a squadre non hanno pregiudicato la missione alla gara individuale e nemmeno smorzato l'emozione di partecipare alla più importante manifestazione agonistica dopo le Olimpiadi di Tokyo. Senza contare che da quando il campionato d'Europa è nato, nel 1957, Fabio Brotto è il terzo cavaliere veneto ad avervi partecipato. Oltre alla soddisfazione c'è anche la consapevolezza di aver saputo accompagnare Vanità in ogni fase della sua storia sportiva. Da qui l'importanza di far fare un percorso corretto ai giovani cavalli. Lei ha iniziato ad andare in gara a 6 anni
quindi molto tardi, e abbiamo sempre fatto le cose un passo alla volta, credendo, diciamo, nelle possibilità della cavalla, come in tutti i cavalli giovani che monto io, e dandosi sempre un obiettivo a lungo termine, mai a breve termine, che è quello che succede spesso invece, che tutti si danno gli obiettivi a breve termine. All'Arezzo Equestrian Center dall'1 al 4 settembre si sono svolte le Poniadi, l'evento che ha riunito 1180 tra ragazze e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 13 anni, provenienti da 18 regioni con 1000 pony. Ottime le prestazioni dei nostri atleti, il Veneto ha vinto la gara di salto ostacoli a squadre e si è dunque classificato al quinto posto del medagliere conclusivo, un risultato eccellente. Abbiamo vissuto un bellissimo lungo momento di aggregazione, ha detto Lea Lizier, coordinatrice dell'intera spedizione veneta. Nel gruppo si è creato un clima magnifico, tutti si sono calati al meglio nello spirito richiesto da una manifestazione del genere. E dunque complimenti a tutti gli atleti veneti. Siamo alla disciplina del completo, si è svolto infatti nel primo fine settimana di settembre il campionato regionale di specialità. Sentiamo com'è andata. Tanta partecipazione, organizzazione perfetta, impianti eccellenti e un bel sole che non guasta mai. Ottima riuscita per il campionato regionale di completo, andato in scena nel weekend del 4 e 5 settembre al centro equestre Albereria a Sandrigo, in provincia di Vicenza. Un concorso molto importante per gli atleti, anche perché dopo parecchi anni, durante i quali nel Vicentino erano mancati appuntamenti di interesse nazionale di questa specialità, finalmente il completo è tornato a far parlare di sé. In campo, nella competizione a squadre, si sono sfidate ben 11 rappresentative, segno che la manifestazione ha riscosso un altissimo gradimento da parte di tutti. Merito dell'impegno del comitato organizzatore, la famiglia Pozzato, che ha saputo creare ad hoc un percorso di gara molto interessante e tecnico, rinnovando gli ostacoli e realizzandone altri nuovi di zecca. Il completo infatti è una disciplina bellissima, ma anche molto laboriosa dal punto di vista logistico, vista la necessità di disporre di campi da dressage per il salto ostacoli e per la gara in campagna. E così sono stati 2 giorni di gare coinvolgenti, grazie anche alla grande varietà di salti disposti negli ampi spazi del centro equestre Albereria. Facciamo un applauso a questi Amore per i cavalli e vocazione sartoriale sono le caratteristiche di Marta Morgan, che con il suo stile unico veste amazzoni, cavalieri e anche cavalli grazie a creazioni dalle finiture eleganti e di qualità. Vediamo il servizio. Stile inconfondibile, prodotti sartoriali dalla forte identità. Che si tratti dell'abbigliamento di amazzoni e cavalieri o di articoli per il cavallo, le creazioni artigianali di Marta Morgan hanno un sapore eclettico, a volte molto minimaliste, altre estremamente ricche, ma sempre esclusive. L'azienda con sede a Falsè di Piave nasce dalle 2 grandi passioni di Marta Morgan, l'amore per i cavalli e la vocazione sartoriale, ed ecco un brand elegante e tecnico allo stesso tempo, che sceglie i tessuti migliori e in grado di personalizzare nel minimo dettaglio i prodotti. Le nostre amazzoni possono scegliere il colore, possono scegliere anche il tessuto. Abbiamo fatto delle edizioni per esempio con delle giacche in velluto in tessuti molto pregiati. Possono scegliere il loro fit, quindi la giacca può essere sia su taglia ma anche realizzata proprio interamente su misura. Possono personalizzarla con dei ricami, con delle applicazioni di Swarovski. Stesso discorso vale per il cavallo, quindi tutto quello che sono dai sottosella, le coperte, ma anche tutto il ventaglio degli articoli che servono in scuderia, quindi le tende, le varie borse. Il tutto senza mai tralasciare il comfort del cavallo. Senza mai tralasciare la qualità e un'altra cosa che per me è fondamentale, un'altra caratteristica è il rispetto sempre e comunque per il cavallo, quindi evitiamo determinati materiali e promuoviamo invece altri tipi di tessuti naturali, per esempio. Marta Morgan è inventiva, creatività e manualità, tessuti, finiture, ricami e collezioni in edizione limitata.
dove a tema cerchiamo di offrire qualcosa di ancora più unico e più particolare. Anche in questo caso quindi il cliente sente veramente di essere speciale perché acquista qualcosa che alla fine avrà solo lui. È un set con un tessuto fantasia, resta logicamente la qualità che sempre abbiamo nei prodotti con un abbinamento un po' sfizioso e divertente. Passiamo ora al polo. Grande soddisfazione per la vittoria dell'Italia agli europei femminili di Pogliano Milanese. In finale la squadra azzurra si è imposta sull'Inghilterra in una gara piuttosto equilibrata. Unico rammarico l'assenza in finale dell'atleta bassanese Costanza Marchiorello dopo un infortunio che non le ha permesso di gareggiare nell'ultima prova. È stata sostituita dalla sorella Maria Vittoria, da poco diventata mamma. Sempre più praticato e fucina di veri talenti è il volteggio, la disciplina che sta vivendo davvero un momento magico in Veneto. Ai campionati regionali abbiamo incontrato Claudia Peterson, istruttrice, allenatrice e longère di grande esperienza. Sono molto soddisfatta dei cavalli e dei miei allievi. È la soddisfazione di Claudia Peterson, istruttrice di volteggio al Centro I Prati di Vigonza. Soddisfazione per i campionati regionali di volteggio che si sono svolti l'ultimo weekend di settembre a Fossalta di Portogruaro. La disciplina sta vivendo un momento particolarmente magico, ne sono la dimostrazione le bellissime prestazioni di Davide Zanella e Rebecca Greggio ai campionati del mondo seniores disputati a Budapest. Il Veneto si sta rivelando una vera fucina di talenti, pronti a raccogliere l'eredità dell'immensa Anna Cavallaro. Sì, o sono anche già pronti i successori di Anna Cavallaro, sì. All'interno del Veneto è un livello molto alto e sono tantissimi ragazzi si sono presentati anche di altre scuderie. Campionato regionale di successo dunque, grazie anche all'instancabile comitato organizzatore Equipolis Tiziana. Ci sono stati dei numeri importanti, ma quello che è più importante è aver visto tanti giovani, e ribadisco il concetto di giovani, che si stanno avvicinando a questa disciplina. Una grande partecipazione con delle capacità tecniche che fanno ben sperare per il nostro mondo del volteggio. Tanti giovani dunque che scelgono questa disciplina, affascinati forse dalle figure di ginnastica artistica e dall'amore per il cavallo. Uno sport completo, la base dell'equitazione. Perché ti insegnano a stare in equilibrio sopra il cavallo, in armonia con il cavallo, senza attaccarsi a redini, a staffe, a selle, robe varie. Per quello secondo me è una cosa fondamentale di passare almeno a una parte basale del volteggio per crescere anche nella monta. Passiamo ora al progetto sport intitolato alla memoria del colonnello Lodovico Nava. Dopo essersi conclusa con soddisfazione la fase regionale allo Sporting Club di Somma Campagna, il primo weekend di ottobre si sono svolte le finali nazionali a Cattolica. 36 gli atleti veneti qualificati, ben 30 gli iscritti alla competizione, con ottimi risultati raggiunti, dunque complimenti a tutti. Progetto Sport, lo ricordo, è un'iniziativa molto importante dedicata alla crescita dei ragazzi, a cui hanno partecipato in Veneto, nelle varie tappe e nei vari livelli, circa 150 atleti. Voltiamo pagina, Riccardo Andreis, 14enne veronese, è il nuovo campione italiano juniores. All'Arezzo Equestrian Center la sua è stata una vittoria netta, ben 11 i punti di distacco dal secondo classificato. E noi lo abbiamo in collegamento in diretta. Buongiorno Riccardo, benvenuto ad Equinews. Raccontaci com'è andata la gara. Diciamo che mio papà, mia mamma, tutti quelli attorno a me erano molto agitati di quello che ero io. E comunque sono riuscito sempre a mantenere la calma e sapevo di farcela, la testa, sapevo di riuscire a fare quello che dovevo fare, e comunque c'è sempre la preoccupazione che possa cadere una barriera, quindi però abbiamo avuto un po' di fortuna e anche siamo stati bravi. So che ti alleni tantissimo, 3 ore al giorno tutti i giorni, e so anche che è da poco che ti sei avvicinato all'equitazione, solo da 2 anni. Raccontaci che cosa ti ha spinto. Allora, innanzitutto perché i miei genitori, la mia famiglia comunque hanno un maneggio sia allo Sporting Club Paradiso sia a Illasi, che
a 40 km da qua, e poi perché mia mamma montando a cavallo, cioè non lo so come, però mi ha dato la voglia di cominciare in cavallo. Parlaci della tua cavalla, Expensive Quality. È una femmina Saura di 12 anni e è in cavalla, diciamo, in molta esperienza, e olandese. Diciamo che quando è arrivata era un po' fuori controllo, un po' spaventata, diciamo, però poi dopo, adesso è quasi un anno che ce l'ho, diciamo che lei crede in me e io credo in lei, quindi diciamo che se io sbaglio o lei sbaglia ci possiamo aiutare a vicenda. Certo. Quali pensi che siano i tuoi punti di forza e in che cosa invece dovresti migliorare? Il mio punto di forza sono le gare a tempo, perché diciamo che ci sono poche persone che riescono a battermi in quello. Invece la cosa che devo lavorarci diciamo, è la partenza, da quando entri in campo a iniziare il percorso. Bene, grazie davvero a Riccardo Andreis, complimenti per la maturità che hai dimostrato anche in campo gara. Grazie Riccardo, ciao! Ciao a tutti! Grazie. Con l'intervista a Riccardo Andreis si conclude questa edizione di Equinews. Grazie a tutti per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata.